Global Strike for Future è questo il nome della mobilitazione internazionale per il clima lanciata dalla sedicenne svedese Greta Thunberg. Oltre a 300 le città in tutta Italia ad aderire alla sua protesta. Gli studenti di Cagliari hanno risposto presente alla mobilitazione dimostrando una grande sensibilità verso il cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente. In migliaia hanno sfilato per le vie del capoluogo sardo partendo da Piazza Garibaldi fino ad arrivare al porto di Cagliari. Tra slogan, cori e bandiere la protesta è proseguita durante tutta la mattinata. Tra i protagonisti dello sciopero non solo liceali e universitari, ma anche associazioni locali e numerosi cittadini, tutti uniti e organizzati per una buona riuscita della mobilitazione. Abbiamo messo su in piedi una manifestazione in 2 settimane per comunque ampliare quello che è il raggio d'azione e il messaggio di questa manifestazione, che non deve ovviamente fermarsi al 15 marzo. Sarà facilissimo dire domani tutto bene, tutto come prima, però questo secondo me è un movimento che dovrebbe strutturarsi in tutte le città. Sono più di 300 attualmente in Italia che stanno manifestando, e diventare un movimento solido e di sensibilizzazione politica soprattutto, perché come abbiamo detto a più riprese, alla fine è la politica che influisce sulle decisioni che vengono prese a tutela del clima. Sono anche le nostre scelte personali, sui prodotti che andiamo a utilizzare, quindi a quale sistema di produzione rivolgerci. Mi viene in mente per esempio la carne a basso costo, che inevitabilmente è prodotta in allevamenti di massa. Gli allevamenti di massa producono quantità immense di CO2, inquinamento, desertificazione, eccetera. O i semi di quinoa o l'avocado, nuove mode alimentari che ci fanno sentire a posto con noi stessi, sono perfette per il fitness, perfette per la nostra alimentazione, ma spesso vengono ridotte a monoculture nei paesi di principale produzione. Questo significa che la loro economia diventa insostenibile, che il loro terreno utilizzato per una monocultura si distrugge in un paio d'anni, e quando passerà la nostra moda non avranno neanche l'unico prodotto che appunto producono da vendere. Ci sarebbe una lista infinita di motivi per cui protestare e chiedere la tutela del clima. Credo comunque che questa sia appunto l'idea migliore, sia il movimento migliore per riniziare a discutere un argomento che in questi ultimi anni è stato nuovamente snobbato. Un tema dunque quello del clima e dell'ambiente da mettere in primo piano a livello mondiale. Con la loro protesta la voce dei giovani si è fatta sentire forte e chiara. Adesso tutti si aspettano fatti e decisioni concrete da parte della politica. In ballo il futuro del mondo in cui viviamo.